Coordinatore provinciale di Alleanza Italiana Friuli Occidentale. Grazie Gervani. Che cos'è questa Alleanza Italiana? Ci spieghi un po'. Bene direttore, invio intanto i saluti da parte del nostro presidente nazionale, la dottoressa Elisa Visconti, e anche del coordinatore provinciale, il coordinatore regionale Tobias Fior, che stasera doveva essere qui con noi ma che purtroppo per causa di salute non è qua con noi. Alleanza Italiana è un organo politico-sociale, non è un partito politico. Alleanza Italiana si differenzia dal classico partito politico perché non fa parte della destra, della sinistra o del centro, fa parte dei cittadini. All'interno di Alleanza Italiana troviamo tutta una serie di servizi ai cittadini e una tutela dei diritti dei cittadini. Per questo si differenzia dal classico partito politico. Il cittadino prima di entrare in Alleanza Italiana ha già alle spalle una serie di servizi e di diritti. In questo caso, parlando dei servizi, abbiamo delle associazioni di categoria che fanno parte di Alleanza Impresa, Alleanza Lavoro, Alleanza Formazione e Alleanza Eventi. Ne faccio un esempio per quanto riguarda Alleanza Impresa, ci sono scritti tutti gli imprenditori a livello nazionale con le loro aziende dove godono già dei servizi in questa associazione offerti. In Alleanza Lavoro ci sono iscritti tutti i lavoratori a livello nazionale che in qualche maniera cercano lavoro, per cui nel momento in cui Alleanza Impresa, per cui l'imprenditore ha bisogno di un lavoratore, cerca in questo database di Alleanza Lavoro e in questo caso il nostro alleato ha possibilità di avere un lavoro. Questo diciamo intanto è tutto. Avremo altre occasioni, Crisostomo, di parlare con lei. Crisostomo Gervani, coordinatore provinciale di Alleanza Italiana Friuli.